Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Natalia, allora ti chiedo subito se vedete la condivisione schermo, mi sentite? Tutto a posto, sì. Perfetto, allora veramente un grandissimo buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, voi che siete sempre dei patrioti innamorati della libertà. Allora oggi 25 luglio questa rassegna stampa della nostra radio, di Radio Libertà, in cui ci soffermeremo sugli esiti dell'autopsia che è stata disposta su Abderrahim Fakir. Qui vedete già alla prima pagina di Libero le verità nascoste, e quindi è il risultato che ci fossero queste tracce di cocaina rinvenute nel corpo di Fakir. Non sono emerse invece delle fratture ossee, e poi Fakir era già stato in ospedale per psicosi, era seguito da questo centro di salute mentale, si sarebbe dovuto recare di nuovo appunto per farsi vedere, per farsi curare. Poi l'ennesimo scandalo che ha riguardato invece l'europarlamentare Ilaria Salis, che come sapete è stata condannata a 300.000 euro di risarcimento ai 2 collaboratori che lei aveva licenziato secondo giusta causa. E poi anche lo scoop per cui invece uno dei 2 banditi che è stato ucciso da Ruggero, dal gioielliere Mario Ruggero, stava per subire di nuovo il carcere 2 mesi prima della rapina, quindi la stessa arma dei carabinieri che aveva chiesto appunto la custodia cautelare in carcere per lui. Ci collegheremo poi con il nostrissimo e saggissimo Matteo De Sio, come sapete conduttore per Radio Libertà del programma Te la rido io l'America, conduttore lunedì mattina, e sentiremo anche la deputata leghista Laura Cavandoli. Come sapete con Antonino Danna il martedì tiene su queste onde la rubrica Dentro Montecitorio, che segue appunto i lavori parlamentari alla Camera dei Deputati sulle proposte di legge che vengono esaminate, e con loro ci occuperemo quindi del suo emendamento, dell'emendamento a firma proprio dell'onorevole Laura Cavandoli, emendamento al decreto sport, con lo stop alle piscine con i bocchettoni non a norma, e con questo stanziamento appunto di un fondo da quasi 5 milioni di euro per la messa in sicurezza. Insomma, come sapete questa stretta sulla sicurezza nelle piscine in questi impianti è divenuta legge, del resto è diventata una vera e propria emergenza, quella delle morti proprio a causa di questi vortici che si creavano a causa di bocchettoni non a norma. In 2 anni, pensate, ben 37 morti. E poi con loro ci occuperemo anche della proroga di validità delle carte d'identità, quelle non elettroniche, quelle proprio cartacee, che sarebbero scadute in massa il prossimo 3 agosto, perché ci sono delle novità. Vi faremo anche sentire poi l'intervista a Don Luigi Maria Epicopo. Come sapete dal 2023 è docente incaricato di antropologia filosofica alla Pontificia Accademia Alfonsiana. Non c'è bisogno di presentazione perché poi Don Luigi veramente star anche sui social, e con lui abbiamo trattato questi 3 argomenti che sono stati affrontati durante gli esami di maturità appena conclusi, ma sono 3 argomenti su cui lui era già intervenuto in passato, ovvero il senso della meraviglia di fronte alla natura, l'importanza poi della fatica. Su questo tema è intervenuto anche il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, che ha ricordato proprio il testo di Mario Calabrese, Alzarsi all'alba, da cui è stata estratta la traccia, no, all'esame di maturità, e poi anche il valore dei confini, un tema che aveva destato anche lo scandalo, se vi ricordate, delle opposizioni della sinistra, perché comunque era stata estratta questa traccia da un testo di un sociologo che veniva addirittura definito come riconducibile all'area orbaniana, perché è proprio un sociologo ungherese. E sono stati, come sapete, tutti argomenti oggetto della prima prova di italiano, appunto il tema. Siccome poi le vostre idee sono fondamentali in questo nostro momento di dibattito, di democrazia interna, chiamateci sempre allo 0292 947 222, 3 volte 2 finali. Potete scriverci i vostri messaggi quindi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega. Potete mandarci i vostri messaggi al numero WhatsApp della radio, il 340 67 09 659, e io vi ricordo anche le coordinate della nostra radio, quindi dove potete seguirci, ovviamente al canale digitale della Radio DAB, dicevamo dalle pagine Facebook della radio e della Lega, dal sito internet
nostro di Radio Libertà e dalle app, ovviamente sempre della radio, per i sistemi operativi iOS e Android e naturalmente anche dal canale YouTube. Allora, come vedete, le verità nascoste, qui dalla prima pagina di Libero, Fakir che era già in ospedale per psicosi, poi era stato lasciato libero, il rapinatore di Ruggero che doveva essere in cella, se ne occupa proprio il nostro direttore Giovanni Sallusti. Provate a riscrivere la storia degli ultimi 10 giorni senza il caso di Mario Ruggero e quello di Abderrahim Fakir. È un testacoda narrativo, un universo inesplorato, un esercizio di cronaca alternativa che inevitabilmente genera una realtà alternativa. Senza quella rapina nella gioielleria di Grinzane Cavour, senza quel terrore di fronte alla moglie e alla figlia maltrattate per l'ennesima volta, senza quei corpi sul selciato che determinano quella condanna e senza quelle grida sconclusionate, quei toni minacciosi e quei colpi. Insomma, delle novità queste importanti, come dicevamo, anche le tracce di cocaina sono state rinvenute, no, dopo l'autopsia su Fakir, sul suo corpo. L'editoriale, la strategia del governo sul caro benzina, l'altra grande questione proprio per l'aumento del diesel e anche della benzina e quindi le strategie che sono al vaglio dal governo. Come sapete si è tenuto anche questo vertice faccia a faccia tra la Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Scrive appunto il direttore Alessandro Sallusti, niente da fare, il ciclone Trump non molla di intensità e la faccenda si complica. La guerra in Iran rischia di cronicizzarsi, gli effetti già li vediamo, la borsa è in altalena con proiezioni nettamente ribassiste, il costo dell'energia non accenna a diminuire e anche qui le previsioni non sono ottimistiche. Le opposizioni incalzano il governo come se Palazzo Chigi avesse il potere di intervenire per mettere fine alle ostilità, propaganda, pura propaganda. Siamo messi come tutti gli altri paesi osservatori impotenti. Anzi, se prendiamo il prezzo della benzina alla pompa, scopriamo che in Europa, Germania, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Finlandia sono messi peggio, segno che il problema non è dovuto quindi a fattori interni, ma non solo. Per quanto caro il carburante, costa meno di quanto costava nel luglio del 2022 con il governo di Mario Draghi, sostenuto anche dalle sinistre. Prova che la linea politica dell'esecutivo non c'entra. Alla Meloni si chiede di intervenire con l'ennesimo abbassamento delle accise per calmierare i prezzi. Giusto, ieri la Premier ha incontrato il ministro Giorgetti per fare il punto, ma servono prudenza e nervi saldi. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, dalle colonne di La Repubblica metteva in guardia: anziché preoccuparci perché la benzina arriva a 2 euro, dovremmo baciarci i gomiti perché non è ancora arrivata a 3 e perché sui mercati ancora non si è diffuso il panico. Cominciamo a usare meno l'auto. Già, non è tanto il presente, ma un futuro così incerto a preoccupare. Il petrolio a 100 euro al barile, come in questi giorni, è tanta roba. Ma siamo sicuri? Ma siamo ancora in una zona, diciamo, di relativa sicurezza? In un recente passato si sono sfiorati $130 al barile e ne siamo usciti vivi. Il ragionamento in corso è il seguente: se buttiamo una montagna di quattrini per arginare gli attuali 2 euro al litro, ci troveremmo a secco di euro ancor prima che di benzina, se la situazione dovesse degenerare. Non è una bella notizia, capisco, ma forse è meglio una non buona notizia oggi che una pessima un domani che potrebbe, speriamo di no, essere assai vicino. E quindi bisogna essere cauti. Sicuramente è una situazione che va tamponata, però la riflessione finale di Sallusti, Alessandro Sallusti, come abbiamo visto, cerca anche poi di ricordarci che effettivamente si potrebbe rischiare anche il peggio. Come sapete poi, addirittura in questa escalation nel Medio Oriente si teme un coinvolgimento anche sempre più diretto da parte degli altri paesi arabi nei confronti, no, dell'Iran. Io ve lo anticipo un attimo, facciamo già questa divagazione perché se ne occupa oggi La Verità, pagina 14. Vedete la questione dei cosiddetti raid segreti contro l'Iran da parte del Bahrain e del Kuwait. Questo proprio per rendere la situazione ancora più incandescente. L'unità dei paesi islamici è sempre più in frantumi, questi raid segreti che vengono condotti appunto anche dagli altri due paesi del Golfo, della penisola arabica. La guerra fra Stati Uniti e Iran starebbe snervando il presidente americano Donald Trump e non cambia molto l'equazione, l'asserzione da parte del Wall Street Journal della partecipazione segreta delle aviazioni di Bahrain e Kuwait per la prima volta a incursioni americane già avvenute all'inizio del mese, centrando oltretutto
depositi di droni e missili nell'interno dell'Iran, obiettivi indicati dall'intelligence degli Emirati Arabi Uniti. E sempre il Wall Street Journal, che ha sentito fonti interne dell'amministrazione statunitense, ha scritto che la Casa Bianca ha risuonato di urla e imprecazioni contro i capi di Teheran definiti da Trump feccia e pazzi. Poi, se vi ricordate, ieri il Corriere della Sera analizzava anche questa, se vogliamo, stranezza, o comunque lo stupore anche americano di fronte a una ricostruzione veloce da parte dell'Iran proprio di quei siti energetici che erano stati danneggiati. Insomma, in poco tempo l'Iran avrebbe provveduto a ripararli, e poi ci si era anche chiesto da parte anche di alcuni osservatori, ma quanto Cina e Russia stanno aiutando magari sotto banco, di nascosto, l'Iran, e però si era anche obiettato che per quanto sia una sorta di asse, i paesi poi tra Cina, Russia e Iran perseguono comunque scopi diversi, e quindi non è detto che ci sia questa cooperazione così stretta. E qui vedete, ovviamente riferimento a queste indiscrezioni del Wall Street Journal. The Donald sarebbe intanto entrato in modalità vendetta proprio su Teheran. È preoccupante, sempre questa fonte del Wall Street Journal, è preoccupante la continua resilienza dell'Iran nonostante una campagna aerea con 20.000 attacchi al culmine della guerra. Ieri gli americani hanno condotto nuovi raid contro aerei e missili, colpendo, secondo il comando statunitense CENTCOM, centri di comando, depositi di droni, reti di comunicazioni, siti di sorveglianza costiera, al fine di ridurre la minaccia iraniana per navi commerciali nello stretto di Hormuz. Sono state bersagliate le basi navali di Pasdaran sull'isola di Kashmir, situato nello stretto, dove albergano navi, posamine e droni, ma anche una base aerea nella provincia di Isfahan. Trump tuttavia poi non si fida troppo invece dei sauditi, se, come riporta la CNN, si è infuriato per non essere stato informato sulla tempistica dell'accordo di collaborazione nucleare civile fra statunitense e appunto Arabia Saudita, criticando il segretario all'energia Chris Wright. Politicamente non è il momento adatto che gli americani collaborino a centrali nucleari saudite, mentre il programma nucleare del vicino Iran viene preso fra i pretesti di questa guerra. E insomma, la situazione sicuramente preoccupa, ma dicevamo questo faccia a faccia tra Meloni e Giorgetti, tra la Premier e il Ministro dell'Economia, ipotesi accise mobili per carburanti. Qui siamo a pagina 15 della Verità. Con il caro energia che non dà tregua, il governo sta studiando le soluzioni. Il prezzo del gas ha raggiunto 62,8 euro al megawattora. Confindustria, la guerra è riesplosa e l'incertezza sugli sviluppi è massima. Quello che vi stavamo anticipando, insomma, Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti si sono visti ieri e hanno parlato proprio dei prezzi dei carburanti. Il governo starebbe pensando all'eventuale attivazione di questo meccanismo delle accise mobili, attivabili grazie all'aumento degli incassi dell'IVA. E dopo lo scrollone di giovedì, ieri le borse hanno rifiatato, appunto Milano più 0,9%, Francoforte più 1,33%, Londra 0,91% in più. Confindustria però è preoccupata. La guerra in Iran è riesplosa a luglio e l'incertezza sui prossimi sviluppi è massima. Dopo aver già frenato il PIL italiano nel secondo trimestre, gli impatti della guerra si allungano ora anche sul terzo. Si legge nel flash sulla congiuntura del centro studi di Viale dell'Astronomia, nervosa per inflazione e investimenti. Il quadro macro è complesso. La Cina è stata sinora il grande ammortizzatore della crisi petrolifera di Hormuz. Pechino compra grandi volumi quando il prezzo scende fino a 60-65 dollari al barile e smette di comprare quando il prezzo arriva a 90-100. In effetti i grafici dell'andamento storico dei prezzi confermano questa oscillazione guidata dalla domanda cinese. E qui invece la conferma di quella che all'inizio, se vi ricordate, non era una ipotesi campata in aria, cioè si era chiesta ma a chi giova questa esplosione, questa distruzione del gasdotto Nord Stream, che addirittura all'inizio si era subito ributtata la colpa sui russi, come al solito. Sono stati i russi, ma come? Ad autodanneggiare i propri interessi economici, visto che appunto ovviamente era funzionale soprattutto poi alle esportazioni di gas russo, no? questo gasdotto. Nell'ambito dell'inchiesta sulle esplosioni del gasdotto Nord Stream, nel settembre del 2022 l'ucraino Serhiy Kuznetsov è stato incriminato per crimini di guerra in Germania.
La difesa ha tempo fino al 21 agosto per presentare la propria posizione, mentre il processo potrebbe iniziare il 26 ottobre ad Amburgo. Il suo avvocato, Nicola Canestrini, secondo Ria Novasti, ha commentato: la nostra difesa contesta fermamente le accuse mosse contro di lui. L'uomo arrestato in Italia nel 2025, secondo l'accusa, avrebbe guidato un gruppo di 7 persone che piazzò gli ordigni una volta raggiunti gli oleodotti. Quindi sarebbe questo cittadino Kuznetsov, ucraino, che appunto avrebbe piazzato le bombe che poi alla fine fecero esplodere appunto il gasdotto. Io però recupero con voi il giornalone anche per fare una panoramica velocissima intanto delle prime pagine. Vedete, Corriere della Sera proprio su questo allarme per gas e carburanti, La Repubblica sulle contromosse americane di Trump, le vendette di Trump, poi l'intervista anche a Crosetto, dopo ovviamente la recuperiamo, la commentiamo, le navi italiane restano nel Mar Rosso per evitare un altro blocco, La Stampa, poi addirittura su questo caso della polemica del PD, della sinistra, sulle riforme legislative a proposito poi dell'imputabilità dei minorenni dai 14 ai 18 anni, che viene insomma presunta poi alla fine il minorenne che deve provare che non fosse incapace di intendere il volere. Questa è la grande novità, e il PD che ha subito polemizzato: ma la Meloni, la vostra premier, vuole che i vostri figli siano in carcere. Questa propaganda shock, assurda, tant'è vero che poi si è anche scritto, lo leggeremo, che adesso il nuovo modello, la nuova icona di riferimento per la sinistra è il fanciullo con il coltello, l'icona del Maranza. Carcere per i minori e scontro, l'attacco del PD contro la Meloni, con la Meloni i vostri figli in cella, la Premier solo quelli che delinquono, i dubbi degli avvocati penalisti, c'è il rischio che la legge sia giudicata incostituzionale. Insomma, mai una volta che la sinistra spenda una parola chiara sulla sicurezza e sempre dalla parte dell'illegalità. Veramente, alla fine, sintetizzando, è sempre questo, il sugo della storia, per usare le parole manzoniane. Del Mastro che rischia grosso, Caroccia che dà le chat ai PM, questo per il Fatto Quotidiano. Poi a proposito di chat vedremo anche il caso Ranucci che piega che sta assumendo, e anche le rivelazioni per la verità su quelle che sono state insomma gli ultimi spunti, ecco, di questa inchiesta. Il Resto del Carlino su Fakir che aveva sangue nei polmoni, Messaggero, benzina, rincari sulle vacanze, e poi appunto quello che vi stavo anticipando dalle le rivelazioni di Ranucci in queste confidenze ad una sua amica: mafiosi e massoni in Rai. E qui ve lo zoomo, poi ovviamente lo recuperiamo anche dalla nostra edicola digitale. Qui, come vi dicevo, siamo su Giornalone. In un audio di cui la verità è in possesso, Sigfrido si lascia andare con Valentina Pelliccia a pesanti considerazioni sull'emittente di Stato, della quale è appunto vice direttore. Parla anche di servizi segreti deviati e logge occulte. Non risulta però che abbia denunciato il fatto, e soprattutto poi ci si è anche chiesto: ma questa parte qui è vera, è reale o romanzata, come poi ha asserito su alcune parti del suo libro, che poi si era appunto giustificato dicendo: ma sì, ma alcune sezioni le avevo un po' rielaborate, non erano proprio, diciamo, veritiere, comunque erano un po' fantasticate. Allarme Baby Gang, ma a sinistra, eppure altri partiti appunto boicottano questa proposta, questo disegno di legge del governo Meloni. Meloni che criminalizza i minori, più galera per i minori, la guerra del governo ai ragazzini. Sono questi i titoli comparsi ieri sulle prime pagine di alcuni giornali. Uno sguardo veloce di chi non ha tempo per approfondire la questione: parrebbe che per effetto delle nuove norme da domani tutti gli adolescenti siano a rischio di libertà, vigilati e prossimi all'arresto. E insomma i soliti deliri di una certa stampa progressista. E poi uno dei rapinatori di Ruggero doveva essere in cella, però i PM l'hanno lasciato libero, quello che vi stavamo anticipando. La gara invece a chi aumenta più tasse tra i sindaci Dem, l'autopsia su Fakir, come dicevamo, cocaina, ma niente fratture, gli esiti sembrano scagionare i poliziotti, ma una cozzaglia tra ANPI, CGIL, LGBTQ+, femministe e centri sociali insiste con le manifestazioni. E poi in maggioranza preoccupazione per la saldatura con gli estremisti islamici. E poi un'altra, probabilmente anche voi direte questa è un po'
una verità, era un segreto, scusatemi, di Pulcinella, perché si era già sospettato, ipotizzato, si era poi insistito tanto su questo, ma se vi ricordate poi diciamo non si voleva ammetterlo ufficialmente, però adesso la perizia chiesta dalla commissione d'inchiesta sul Covid fa a pezzi il protocollo tachipirina e vigile attesa, un danno. Il protocollo di Speranza, bocciato definitivamente, favoriva l'aggravamento dei sintomi. E poi la FIGC che parte con questo autogol perché prima si è puntato così in alto, no? Quasi insomma volendo far venire uno dei tecnici, degli allenatori insomma migliori sulla piazza, Pep Guardiola, che con il Barcellona aveva vinto praticamente tutto, però ha rifiutato e quindi la dirigenza azzurra ha ripiegato su Andrea Pirlo. Insomma, se vi volete fare due risate poi su tutta la vicenda, vedetevi anche il video degli autogol su questa, diciamo, mezza figuraccia. Poi per carità, Andrea Pirlo magari potrà fare benissimo. Certo è che sicuramente è una nazionale che parte, l'abbiamo anche ricordato lo scorso sabato, da una situazione veramente difficile, per non dire disastrosa, dopo 3 mancate qualificazioni consecutive ai mondiali. Prima pagina del giornale, vedete anche qui, caro benzina al piano del governo, l'anarchica tutta falce e portafogli invece di Ilaria Salis, e qui leggiamo l'editoriale di Tommaso Cerno, benvenuti nel meraviglioso mondo di Ilaria Salis, l'eroina che trasforma il compagno avanti nel più prosaico scappate che arrivo. La paladina della giustizia proletaria, quella che sognava l'internazionalismo a colpi di martello per le strade di Budapest, ha scoperto che la lotta di classe ha un piccolo difetto: bisogna pagare gli stipendi. Eccola qui la nuova sinistra, un mix di radical chic e padroni bianchi del secolo scorso. Condannata per aver licenziato e non pagato i suoi assistenti, condanna per un licenziamento senza giusta causa, no, dei suoi assistenti non l'ha pagati, poi la Salis ha reagito con la solita stucchevole arroganza. Non chiede scusa, si dice vittima perché lei, dall'alto del suo scranno europeo, conquistato a furia di immunità, non riconosce i tribunali. La legge è un orpello per i poveri cristi, non per chi incarna la nuova resistenza contro il nulla. Perfino Susanna Camusso, una che di lavoro e padroni se ne intende, ha preferito il silenzio del campo largo, o forse il camposanto dei diritti, ma poi, cioè, vedete che figuraccia, ancora una volta si smentisce questa presunta superiorità morale della sinistra, perché poi alla fine a trattare così i propri collaboratori dipendenti, l'esponente di quella che era stata chiamata, no, la banda del martello, andare in giro in Europa per colpire con il martello presunti neofascisti neonazisti. Ma il punto è un altro: la Salis è lo specchio di quella Bologna messa a ferro e fuoco, di quell'anarchia che si sposa con l'islamismo radicale e che i sindaci coccolano come un cucciolo irrequieto. Tra occupazioni di case, molotov e assistenti non pagati, il modello è chiaro: l'impunità come diritto civile. Inseguono la guerriglia, amano i regimi del Medio Oriente e schifano la democrazia. È il socialismo del martello: picchiano gli altri ma al portafoglio tengono tantissimo. Povera sinistra, ridotta a tacere davanti a chi predica la sommossa e pratica il licenziamento. E poi questo caso che è stato riportato da Luigi Mascheroni, un altro caso, no, di razzismo verso i bianchi qui in Europa, quando Rosa Parks il 1° dicembre del 1955 prese un autobus per rientrare a casa dal suo lavoro in un grande magazzino di Montgomery, Alabama, non sapeva che quella corsa avrebbe cambiato la storia. E qui, no, nacque tutta questa battaglia per i diritti civili dei neri, di afroamericani, appunto negli Stati Uniti. Lei si sedette in un posto libero. Dopo 3 fermate, l'autista le chiese di alzarsi e spostarsi in fondo all'automezzo per cedere il posto a un passeggero bianco appena salito. Lei, mantenendo un atteggiamento calmo e dignitoso, rifiutò. Il conducente chiamò 2 agenti di polizia, lei fu arrestata e la battaglia per i diritti civili conobbe la sua svolta più bella, clamorosa. Certo, il razzismo non sparì d'incanto, ma le cose da allora sono andate un po' meglio, pur con molti passi indietro, perché sentite che è successo a Gandhi in Belgio. Infatti, in un concerto in cui il mood generale era persino peggiore della musica, una cantante olandese che, credendo di combattere vecchie discriminazioni, ne ha create di nuove, dal palco ha chiesto ai bianchi di andare sul fondo, lasciando il posto davanti alle persone di colore e queer. Speravamo che i vergognosi recinti razzisti fossero stati eliminati, invece confidiamo almeno nella denuncia per incitazione all'odio razziale.
Non avremmo mai pensato che nel 2026 qualcuno potesse ancora sentirsi dire di cambiare posto per via del colore della pelle. Non avremmo mai pensato che nel 2026 servisse qualcuno capace di dire no, io non mi sposto. Non avremmo mai pensato che nel 2026 servisse una nuova Rosa Parks bianca. E questo è un continuum del razzismo che vediamo adesso all'opera nei confronti, no, dei bianchi. E pensate che appunto è stata anche riconosciuta questa aggravante proprio diciamo, della motivazione razzista nei confronti proprio della gang che invece di immigrati di seconda generazione aveva aggredito e poi ucciso un ragazzo appunto in Francia. Vi recupero la notizia da qui, vedete, perché intanto ecco, l'apriamo da qui, vediamo se la riesco a riaprire direttamente anche dal caso sul cui volevo ricordarvi, ecco, vabbè, lo riapriamo dopo un attimo, scusatemi, perché intanto continuiamo questo giro, finiamo il giro delle prime pagine, no, di oggi, con anche il tempo, la sbroccata di Bersani, primi effetti del caldo, un infelice lapsus o la solita mentalità comunista, perché cosa ha detto? Innanzitutto ha fatto passare Fakir come già ucciso, e questo è un lapsus rivelatore, no? Dei propri pregiudizi, dei propri preconcetti, perché a 4 di sera su Rete 4 l'ex segretario Dem, parlando di Fakir, si è lasciato sfuggire questo incredibile l'uomo ucciso, quindi non morto, ma ucciso. E allora la domanda, il PD ha già concluso indagini e processo e non finisce qui. Bersani, dopo un elogio di Lepore, aggiunge: dobbiamo metterci a fare i poliziotti noi che siamo di sinistra, e quindi si conferma quello che aveva anche poi scritto Pierluigi Battista in quel suo editoriale. Pierluigi Battista certo non si può definire, no, un estremista, anzi veramente un giornalista è stato sempre, no, dell'area liberale moderata, che ha detto: questo dimostra anche la reazione della sinistra di fronte al caso Roggero, come continuino ad essere insensibili, no, sul tema della sicurezza, proprio non gliene importa nulla, zero empatia nei confronti degli italiani che subiscono reati che si devono sempre difendere. Allora, io vi recupero anche, vi leggo l'editoriale, commentiamo assieme, di Daniele Capezzone, quindi proprio su questa sbroccata di Bersani. Non serve Freud, fate parlare i compagni e confesseranno tutto, anche senza volerlo. No, non serve Sigmund Freud, non occorrono nemmeno sofisticate analisi psicopolitiche. È sufficiente lasciar parlare i compagni a briglia sciolta e quelli, senza volerlo, confesseranno tutto, incluse le loro pulsioni più profonde, le attitudini antiche e sempre nuove, malamente nascoste dietro questo mascheramento politicamente corretto degli ultimi anni. Prendi Pierluigi Bersani, il più esperto e indubbiamente anche il più simpatico dei dinosauri ex comunisti, un misto di bonomia emiliana e archivio poi del partito. L'altra sera viene intervistato in TV a 4 di sera su Rete 4 e si lascia sfuggire su Fakir l'incredibile definizione l'uomo ucciso. Chiaro, no? Non ha mica detto l'uomo morto, e il lapsus è altamente rivelatore di come davvero Bersani la pensi. E quindi se Fakir è stato ucciso, allora qualcuno sarà responsabile di quella uccisione. La logica non permette interpretazioni diverse, ma non basta ancora. Poco più tardi Bersani aggiunge che il sindaco Lepore ha fatto il suo dovere testuale e conclude: dobbiamo metterci a fare i poliziotti noi che siamo di sinistra? E anche qui c'è da trasecolare, come se polizia e sinistra nel lessico, nel pensiero bersaniano, fossero in realtà dal DNA completamente non compatibili, entità destinate a non incontrarsi mai, come se fossero due rette parallele. E forse è vero, noi lo pensiamo da tempo, ma sentirlo confessare così apertamente fa una certa impressione. Post scriptum: da un po' Bersani sfida i liberali a spiegare come possano stare dalla parte della destra. Non so se come spiegazione sia sufficiente, anche perché indubbiamente pure il centrodestra presenta dei difetti, ma a volte può bastare un'intervista di Bersani in TV a convincere gli eventuali dubbiosi su dove non debbano assolutamente collocarsi, ovvero a sinistra. E quindi sempre due pesi poi e due misure da parte della sinistra, perché qui in questo caso per l'immigrato che è morto durante il tentativo di arresto si è mobilitata la piazza, poi abbiamo visto, leggeremo che Piantedosi ha anche strigliato Lepore, si è anche richiesta, no? Si sono richieste le dimissioni da parte di tanti, anche da parte della Lega, di Lepore, ma che senso è? Senso ha? Qual è
il senso di convocare una manifestazione quando si deve ancora accertare la causa del decesso, aizzare la piazza, una piazza che poi è la solita piazza rossa, violenta, squadrista, ha creato tutte quelle devastazioni. Però appunto piazza che si mobilita a Bologna, ma per le vittime magari, dicevamo, europee, i tanti immigrati, qui vedete, no, lo ricordiamo anche poi la Lega l'aveva rammentato questo, richiamato con la sua pagina Facebook, non solo, ma su tutti i social. Per la sinistra certe vite hanno meno valore, soprattutto Alessandro Ambrosio, il capotreno che era stato ucciso da questo immigrato croato soltanto perché aveva chiesto un biglietto, per non parlare poi di Monica Esposito, la vittima proprio dell'attentato che si è tenuto a Modena. 8:31, noi ripartiamo da qui, vero Natalia? Allora piccolo break, ci ritroviamo fra pochissimo. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso se chiamate subito lo 030 68 40 408. Di nuovo a te la linea. Grazie mille Natalia. Io intanto leggo il messaggio che ci ha mandato Edda. Si chiamano progressisti, ma il progresso è quello di distruggere il paese in cui vivono. Questi di sinistra sono contro il paese, qualsiasi paese in cui stanno. Ma a che razza appartengono? Sono terrestri? Esatto, Edda, veramente alienati dal loro paese, al paese in cui vivono, l'abbiamo sempre detto, no? Che sono vittime, malati di oicofobia, di odio verso la propria nazione. Io prima, scusatemi, avete visto quella defiance che non ritrovavo l'articolo proprio del riconoscimento dell'aggravante dell'attacco contro la razza bianca per l'accoltellamento di Thomas Perotto. Vedete, se ne è occupato anche il giornale proprio 2 giorni fa, l'articolo qui del giornale di Francesca Gallice. Il 16enne è stato ucciso in Francia durante una festa da una banda di immigrati di seconda generazione. Per la prima volta ha riconosciuto il razzismo contro i bianchi in Europa. Anche di questo fatto, no? Non è che poi se ne è continuato a parlare o comunque che ci sia stata tutta questa grossa mobilitazione. Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Thomas Perotto, il 16enne che era stato ucciso a coltellate nella notte tra il 18 e il 19 novembre 2023 durante una festa di paese a Crépol, nel dipartimento della Drôme in Francia. Il giudice, quindi istruttore di istruzione, incaricato del caso, ha infatti modificato i capi di imputazione a carico dei sospettati, introducendo la circostanza aggravante, quella dell'odio razziale. Si tratta
di un verdetto senza precedenti non solo per la giustizia transalpina, ma per l'intera Europa. È infatti per la prima volta nel panorama giuridico europeo che viene formalmente contestata l'aggravante del razzismo per un'aggressione anti-bianchi. Nell'avviso di conclusione delle indagini datato 20 luglio, infatti il magistrato ha formalizzato che si è trattato di un attacco contro la razza bianca e contro la nazione francese, una decisione inedita ed estremamente rara che ribalta l'impostazione emersa fino a questo momento e che recepisce anche gli elementi emersi nel corso degli accertamenti condotti dagli investigatori. Tutto ha inizio quando un gruppo di giovani magrebini provenienti dai quartieri popolari di Romans-sur-Isère ha fatto irruzione a Val d'Hiver di Crépol. Dalla ricostruzione degli eventi scaturiti in una violenta aggressione contro i ragazzi del luogo è emerso l'impiego di armi da taglio che ha provocato il ferimento di 4 persone e la morte del giovane Thomas, studente e giocatore di rugby deceduto durante il trasporto in ospedale. L'episodio ha suscitato ampio sconcerto nell'opinione pubblica e riaperto il dibattito sull'integrazione e sulla sicurezza nelle periferie francesi. Nel corso delle indagini sono state iscritte nel registro degli indagati 14 persone con l'accusa di omicidio e tentato omicidio in banda organizzata, ma inizialmente la matrice razziale non era stata contestata dalla magistratura inquirente. A determinare la svolta e il riconoscimento di questa fattispecie discriminatoria sono stati 14 elementi testimoniali raccolti dalle forze dell'ordine, nei quali si riferiscono ingiurie ed espressioni di odio indirizzate verso la popolazione locale. Insomma, ma quale integrazione? Questi non solo sono ospiti qui, e guardate poi quanto odio, quanto astio, sentimento nei confronti poi delle nazioni che li accolgono. Tra le indicazioni messe agli atti figura anche la frase "andiamo ad accoltellare un po' di bianchi", pronunciata da alcuni degli aggressori durante la fase più concitata dell'assalto. E sulla vicenda è intervenuto l'avvocato Denis de Flus, legale delle 44 parti civili, che ha espresso valutazione favorevole rispetto al nuovo quadro di imputazione. È molto soddisfacente, è eccezionale. Le famiglie delle vittime hanno vissuto molto male il fatto che il procuratore avesse lasciato cadere l'accusa di banda organizzata e questa aggravante di razzismo, nonostante fosse un elemento ricorrente nel procedimento. Insomma, il problema invece qui in Italia è sempre questo doppio standard, 2 pesi e 2 misure, quando magari la vittima del fatto violento non è appunto un immigrato, perché allora va bene mobilitarsi soltanto se appunto è un migrante o un immigrato, e poi tante persone poi magari possono avere, diciamo, una situazione come quella di Fakir, e però anche lì in quel caso non c'è una mobilitazione di massa. Per esempio se ne occupa di questo anche Giordano oggi sulla Verità, rispondendo al messaggio di una lettrice. Pensate che storia, probabilmente ve la ricorderete, no? Molto toccante. Andiamo a pagina 22, la recuperiamo da qui. Questo è un caso di cronaca, qui vedete il titolo, no? Proprio l'indignazione che funziona a intermittenza. Caro Giordano, sono indignata perché la stampa titolava Fakir, la catena degli errori. Ammesso e non concesso che errori vi siano stati, ma quelli verso noi italiani invece non contano. Poco più di un anno fa, e qui la storia, no, veramente tragica, toccante, poco più di un anno fa mio figlio, 52 anni, è morto in seguito a un malore improvviso. Errori? Il defibrillatore era scarico, inaccettabile, e ambulanza ed elicottero, pur arrivati nelle vicinanze, non riuscivano a coordinarsi per la discesa del medico e sono arrivati troppo tardi. Eppure non siamo andati a manifestare in piazza per rispetto a lui, ma sono indignata, 2 pesi, 2 misure. Oppure una strumentalizzazione. Cristiana Pianta da Montechiaro d'Asti. Cara Cristina, qui vedete c'è un errore, no, nel nome, nel refuso. L'abbraccio forte, un abbraccio piemontese da Canelli a Montechiaro, di quelli che si usano da noi, profumati di dignità e rigore. Capisco la sua amarezza, perché nessuno si indigna per suo figlio? Ovvio, per lo stesso motivo per cui nessuno si indigna per la donna italiana uccisa a Modena. Perché l'indignazione in Italia funziona solo a intermittenza, solo se serve, solo se può essere usata, come è stata strumentalizzata appunto a Bologna, per dire è stata usata fin dal primo minuto per attaccare la polizia, che poi anche qui avete visto, cioè una piazza utilizzata da l'Epore che deve rispondere di questo, perché ha convocato quella piazza che si è macchiata poi di simili devastazioni, e poi soprattutto gli stessi agenti di polizia hanno detto da l'Epore nessuna manifestazione di solidarietà. Ecco, io
ve lo recupero da qui perché c'è stato anche questo sfogo, vedete, da Bologna Today, parla uno dei poliziotti feriti, da Lepore nessuna solidarietà, Luca Calabrese da 22 anni al reparto mobile di Bologna, piazza sempre più violenta, è stata una guerriglia urbana, è così che Luca Calabrese descrive la manifestazione che c'è stata lo scorso lunedì a Bologna dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne appunto morto al quartiere Pilastro. Calabrese è uno dei 64 agenti di polizia che, come ha riferito la questura di Bologna, sono rimasti feriti nei tafferugli di Piazza Roosevelt e via Ugo Bassi. Da 22 anni, tra le file del reparto mobile, dirigente del sindacato SAP, Calabrese ha rilasciato un'intervista all'agenzia di stampa DN Cronos in cui ha detto, tra le altre cose, che dal sindaco Matteo Lepore si aspettava qualche parola di solidarietà, che invece non è arrivata. E allora, narrazione perfetta, qui scrive Giordano a proposito della piazza mobilitata da Lepore, povero immigrato ucciso da polizia fascista, sentenza già pronunciata, in faccia a persone per bene come lei. Qui si rivolge appunto a questa signora che ha perso suo figlio. E allora, post scriptum di Giordano, a proposito dei titoli da indignazione, ieri Repubblica Milano sulla donna violentata da un egiziano titolava Runner morde il violentatore e lo fa arrestare per una cicatrice. Come sono violente queste runner, quindi vedete anche qua poi nell'uso dei titoli che mistificazioni. E questo poi infatti è riportato, questo fatto, no, della violenza che è stata subita da una donna, violenza compiuta, un'aggressione sessuale compiuta da un egiziano in un androne a Milano, anche da Libero. Ritorniamo anche nella sezione di Libero Milano, vedete, ci porto da qui, andiamo a pagina 34 esattamente, uno dei tanti fatti di cronaca che poi alla fine vedono protagonisti anche appunto immigrati. E allora, giustizia riparativa al killer di Rozzano, questo è un altro scandalo di mala giustizia, ve lo ricorderete, Rezza uccise il 31enne Mastrapasqua per un paio di cuffie, la famiglia della vittima non l'ha perdonato ed era contraria al percorso rieducativo, ma le toghe hanno sentenziato è l'ultima chance per tentare un recupero sociale. Addirittura per un paio di cuffie Daniele Rezza potrà accedere alla giustizia riparativa, per un paio di cuffie che aveva ucciso. La Corte d'Assise d'Appello di Milano, 4 giorni dopo aver confermato la condanna a 27 anni per il killer di Rozzano, che la notte dell'11 ottobre 2024 uccise Emanuel Mastrapasqua, ha sciolto la riserva e ha ammesso il 21enne al percorso. Una decisione che arriva dopo il no dei familiari del 31enne che fu accoltellato per un paio di cuffie wireless pensate dal valore di 14 euro alla fermata del tram mentre rientrava da lavoro. A nulla è valso il cordoglio di facciata di Rezza nei confronti della famiglia della vittima, ritenuto nemmeno un motivo valido per la giustizia riparativa, aveva detto il fratello Michael Mastrapasqua dopo la sentenza. E quindi un'altra decisione che possiamo dire si commenta da solo, visto che poi certe sentenze sembra quasi che siano un super dogma, no? Che non si può discutere. Egiziano, questa è la notizia che stavamo richiamando prima, con il titolone di Repubblica, il titolone fuorviante. Egiziano che violenta 20enne nell'androne del palazzo, l'uomo ha seguito la ragazza fino all'ascensore, rintracciato dalla polizia municipale nella Bergamasca. Quindi l'ennesima aggressione sessuale a Milano. Nella giornata di ieri un cittadino egiziano di 24 anni è stato fermato dalla polizia locale con l'accusa di violenza sessuale dopo aver aggredito una ragazza ucraina di 22 anni nell'androne di uno stabile di Piazzale a Curzio, in zona Certosa. L'aggressione è avvenuta intorno alle 23 di giovedì 23 luglio. Secondo quanto ricostruito dagli uomini del comandante Mirabelli, la giovane stava rientrando a casa quando si è accorta che un uomo la stava seguendo. Raggiunto l'ascensore, lo sconosciuto avrebbe iniziato a rivolgerle delle domande personali e quando le porte dell'ascensore si sono aperte la ragazza avrebbe poi tentato di salire. Ma ecco che a questo punto l'uomo avrebbe bloccato la chiusura afferrando l'ucraina per le braccia e trascinandola fuori, per poi spingerla contro il muro e usarle violenza. A questo punto però la 22enne ucraina sarebbe riuscita a divincolarsi e urlando poi, proprio per richiamare l'attenzione dei condomini, avrebbe messo in fuga l'aggressore. Pochi minuti dopo la vittima ha fermato una pattuglia della polizia locale dando l'allarme e denunciando l'accaduto. E gli investigatori, dopo aver raccolto la querela della giovane, hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati e avviato gli accertamenti
del caso. Questo episodio è l'ennesima conferma che quando la polizia locale pattuglia le strade diventa un efficacissimo presidio di sicurezza, spiega Milcare Tosone, sindacalista CISL in servizio con i ISE da 34 anni. Le aggressioni sessuali stanno diventando una piaga che non possiamo e non vogliamo tollerare, spiega a sua volta l'assessore alla sicurezza in Regione Lombardia. E gli extracomunitari che si macchiano di tale odioso crimine scontino una pena severa e poi vengono immediatamente espulsi. Quindi abbiamo sempre detto, perché la polizia locale deve essere libera magari di taglieggiare, no, i cittadini onesti per bene, e poi invece alla fine non viene utilizzata per il controllo sul territorio. E qui riprendiamo il concetto che avevamo detto l'altra volta della narcotirannia, cioè di uno Stato che permette l'anarchia, queste violenze, questi criminali siano liberi, no, di spadroneggiare, e però poi è tirannico nei confronti del cittadino onesto perché lo massacra con fisco, burocrazia e asfissiante, opprimente. Antonio ci scrive: salve signor Scimia, le segnalo che anche a Radio 24 durante appunto i GR i giornalisti usano la parola uccisione non morte riguardo alla morte di Fakir. Ecco Antonio, appunto quello che dicevamo poi su narrazioni fuorvianti o comunque su sentenze già scritte, prima ancora che si facciano l'autopsia, che si riesca a risalire a dei primi risultati abbastanza oggettivi. A proposito poi appunto della morte di Fakir, recuperiamo anche l'analisi del nostro direttore Giovanni Sallusti. Qui andiamo a pagina 4 di Libero, vedo che sono già le 8:47 e dobbiamo ancora affrontare tante altre questioni, purtroppo il tempo lo sapete quanto vola. Prima della rapina a Roggero i carabinieri chiesero l'arresto per estorsione di un membro della banda. A 2 mesi dal blitz dentro la gioielleria, i militari dell'Arma dei Carabinieri avevano invocato misure cautelari contro uno dei malviventi, ma per i PM bastava una perquisizione. È il solito andazzo che abbiamo commentato altre volte, no? Di questi magistrati che magari o per una presunta finalità rieducativa, perché dicono però dobbiamo risocializzare il reo, l'indiziato, l'accusato, l'indagato, quindi non possiamo essere troppo severi, perché se no poi lo criminalizziamo, no? Scateniamo una spirale di demonizzazione, invece no, dobbiamo permettere la risocializzazione. Allora non si irrogano queste sanzioni considerate afflittive, ed ecco qua che questi sono liberi poi sempre di delinquere e continuano ad essere un pericolo, una minaccia per la collettività. Quindi per i PM bastava una perquisizione. E poi sentite cosa ha detto il procuratore di Asti: può essere stato un errore. Il 9 settembre udienza a Torino per il differimento della pena. Quindi capito, per loro si può sbagliare, nessuno risponde. Per i magistrati, per altri lavoratori, se sbagliano ovviamente ci sono le conseguenze, come giusto che sia, chi sbaglia paga. Provate a riscrivere quindi la storia degli ultimi 10 giorni senza il caso di Mario Roggero e quello di Abderrahim Fakir. Qui esordisce Giovanni Sallusti, no? Abbiamo già letto questa parte dalla prima pagina proprio di Libero, e senza quindi quelle grida sconclusionate, quei toni minacciosi e quei colpi che fanno accorrere gli agenti, senza quell'esito infausto che innesca il saccheggio urbano a Bologna, perché Fakir stava dando di matto, si è visto che era seguito da questo centro di salute mentale che si doveva ripresentare, comunque stava creando problemi, erano arrivate tutte quelle segnalazioni, quindi gli agenti dovevano intervenire. Poi fateci capire, nel senso, cioè, se uno si difende nella propria gioielleria come Roggero, non si può difendere perché magari succede che ci scappa il morto, e quello dovrebbe essere però una sorta di rischio insito, no, nell'attività delittuosa dei rapinatori, lo dovrebbero sapere. Se poi c'è qui un soggetto già con precedenti penali che sta dando in escandescenze, che rappresenta una minaccia, si chiede l'intervento della polizia, ma insomma non può intervenire, perché se poi può succedere purtroppo questa tragedia, non lo so, dobbiamo praticamente essere in balia dei violenti, dei criminali, essere nel Far West. Insomma, una serie di nessi causali che saltano, 3 vite in più, anzi 4, perché l'ergastolo di fatto a Roggero permane uno squarcio nella coscienza civile. Se non è accaduto è solo per intoppi del racconto che corrispondono a falle umane, troppo umane. Partiamo dalla falla macroscopica rivelata ieri appunto dal Foglio. Anno del Signore 2021, 2 mesi prima della rapina nel negozio di Roggero, quello che stavamo dicendo. I carabinieri di Alba chiedono alla procura di Asti di arrestare tale Andrea Spinelli per estorsione ai danni di un imprenditore. Spinelli, insieme al soggetto che lo ha ingaggiato,
Sentite cosa aveva combinato, forse l'avete già letto, no? Ha sequestrato l'uomo in un garage, lo ha colpito con 2 schiaffoni, minacciato con un bastone e alluso anche la possibilità di sparargli se non avesse firmato delle cambiali. Acquisito questo quadro, i carabinieri suggeriscono alla procura di chiedere delle misure cautelari per gli estorsori, ma la procura non dà seguito, convinta che la perquisizione sia sufficiente a dissuadere i due dal compiere altri reati. Una previsione intinta in un ottimismo antropologico evidentemente infondato. Poche settimane dopo, Spinelli è nel trio che irrompe nella gioielleria di Ruggero, fuori dalla quale rimarrà poi ucciso. Attenzione, nella dinamica degli eventi, l'uomo che poteva, anzi, a trama squadernata non possiamo che scrivere doveva, quindi ex post, poi figuriamoci, non essere lì, svolge un ruolo chiave, infatti entra per primo. È verosimile che tolto Spinelli dalle equazioni non ci sarebbe stato nemmeno il tentativo di rapina. Il resto è una mera concatenazione cronologica. Nessuna reazione di Ruggero, nessun morto, nessun processo, nessuna condanna. Una scelta buonista di qualche magistrato in una procura di provincia che diventa uno sliding door esistenziale ma incandescente. Una puntata di roulette con una posta anomala, la libertà di un padre, di un nonno, il cui orizzonte era iscritto tra la casa e il lavoro e ora è compresso dentro una cella. Esattamente, proprio un caso di sliding door, come nel film. C'è poi quel pomeriggio del 20 giugno all'ospedale maggiore di Bologna. Un'ambulanza porta al pronto soccorso un uomo con ferite al polso autoprocurate e si chiama Derahim Fakir. Dice di essere depresso, chiede espressamente di vedere uno psichiatra, cosa che avviene pochi giorni dopo in un centro di salute mentale della provincia. Il colloquio consiste in un'anamnesi preliminare, al termine della quale, a quanto risulta, viene già istituita una terapia. Sembra proprio che il paziente Fakir manifestasse delle necessità di cura imminente, tanto più che era reduce da un pesante gesto autolesionistico. Ma il tempo della burocrazia sanitaria non intercetta quello della realtà. Il prossimo appuntamento gli viene fissato a inizio agosto per un'ulteriore visita e più di un mese un altro giro di roulette attorno al destino di Fakir. Il resto è il video reale, il video che è diventato virale. Sono le urla, i calci, le testate alle porte del garage, la violenza ritorta contro i poliziotti al loro arrivo, anche in forma di morsi. Uno di loro ne ricava 12 giorni di prognosi, un canovaccio tipico di un'esistenza non padrona di sé, che era stata individuata dal sistema ma con tempistiche troppo dissonanti dall'urgenza. Sono verità che non possedevamo fino a qualche ora fa, premesse che se rimosse riavvolgono bruscamente il nastro e soprattutto generano l'interrogativo disturbante. Tutto ciò era evitabile? È un punto di domanda tragico perché probabilmente superfluo e quindi tutto che si poteva evitare e però alla fine è successo e come sappiamo però alla fine della fiera i colpevoli sono i poliziotti, le forze dell'ordine, questo per la sinistra. Buongiorno, volevo dire la mia circa la domanda che hanno rivolto a sinistra, i sinistroidi. Ci scrive e ci saluta Pina. Volete i nostri figli minorenni in galera? No, vogliamo che gli date un pochino più di educazione. Eh sì, perché il problema è proprio quello, cioè la sfrontatezza di queste baby gang, ma soprattutto poi la mancanza di educazione, il fatto che poi molti di loro abbiano anche poi, molti di loro abbiano lasciato per esempio le istituzioni scolastiche, non vadano più a scuola e contro la dispersione, come sapete, si è molto impegnato proprio il ministro Valditara che ha richiamato anche i risultati di questa guerra alla dispersione. Io ve lo riapro da qui, vedete, da Quotidiano Nazionale, no? Di risolti della scuola, dispersione ai minimi, salvati 520.000 giovani. Il ministro Valditara: sarebbero finiti a lavorare in nero oppure nelle mafie. Gli esperti di pedagogia, c'è stato appunto un cambio di paradigma. E quindi, vedete, l'ultimo rapporto Invalsi, questo è un articolo di qualche giorno fa, del 21 luglio 2026, l'ultimo rapporto Invalsi rilasciato nei giorni scorsi restituisce un dato che gli esperti non hanno esitato a definire rivoluzionario. È quello sul calo della dispersione scolastica, l'abbandono precoce della scuola previsto a quota 7,3% nel 2026, quindi un'ulteriore discesa rispetto al già significativo 8,2% registrato nel 2025. Grazie a questi risultati, questi numeri, l'Italia ha centrato in anticipo l'obiettivo europeo del 2030 sulla dispersione esplicita. E infatti Valditara, il ministro per l'istruzione e il merito, ha dichiarato: sottratto
quindi qualcosa come 520.000 giovani a lavoro nero e criminalità organizzata. Dal 2023 ad oggi, appunto dichiarato Valditara, abbiamo sottratto questi 520.000 giovani al lavoro nero e i numeri dimostrano che la strategia adottata dal Ministero funziona. Alla base, dichiara Loredana Perla, presidente del comitato tecnico incaricato di elaborare i programmi e direttrice del Dipartimento di Pedagogia all'Università di Bari, c'è stato questo cambio di paradigma. La dispersione non è più solo un problema dello studente, ma un indicatore della capacità del sistema di prendersi cura delle fragilità con l'individuazione precoce del rischio e un accompagnamento personalizzato. E quindi il decreto Caivano in particolare ha inasprito le sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo scolastico e reso più efficace il monitoraggio della frequenza. Su questo era intervenuto anche il ministro Valditara, perché aveva detto prima erano blande le sanzioni per i genitori che non mandassero a scuola ovviamente i propri figli, con questa previsione di sanzioni maggiori, quindi con anche una fattispecie penale, la situazione cambia. Io poi volevo anche, a proposito sempre di Libero, farvi vedere, richiamarlo, ovviamente lo commentiamo assieme, l'articolo di Nicolò Zanon, che come sapete è vicepresidente della Corte Costituzionale, quanto si era impegnato per il sì al referendum sulla giustizia, l'articolo su perché tanti italiani stanno con il gioielliere Ruggero, proprio perché è venuta meno la protezione dello Stato. Io ve lo recupero da qui, vedete, siamo nell'altra facciata. Tanti italiani stanno con il gioielliere, è venuta meno la protezione dello Stato, i cittadini sono solidali con l'orefice condannato in Cassazione e pensano che sia necessario difendersi da soli. È compito della politica restituire la fiducia nelle istituzioni che affidano all'autorità pubblica il monopolio della forza legittima. La paura prevale. Bene, ma che succede se questo scambio con lo Stato sembra non funzionare più? Se la percezione dell'insicurezza prende a dominare tutti noi e se non si tratta di mera o isterica immaginazione, bensì di quel che vediamo intorno a noi, nei nostri quartieri, sui mezzi pubblici che frequentiamo, succede che la paura prevale e siamo portati a pensare che dobbiamo difenderci da soli, che perciò a fronte di un'aggressione ingiusta alla nostra persona e ai nostri beni, la difesa è sempre legittima e non deve necessariamente essere proporzionata all'offesa che stiamo ricevendo. In una parola, che possiamo farci giustizia da soli. Servono a poco a questo punto le perorazioni moraleggianti o scandalizzate, spesso provenienti da chi vive in contesti che gli consentono in un modo o nell'altro di non doversi confrontare con la vita reale dei suoi simili. Serve invece una presa di coscienza, ahimè, proprio come si diceva negli anni 60, basata su un assunto altrettanto semplice quanto quello che sta alla base della obbligazione politica. Come hanno sempre insegnato i classici del pensiero politico, l'abbiamo richiamato con voi l'altra volta, se vi ricordate, se si vuole evitare la guerra civile di tutti contro tutti, il cosiddetto bellum omnium contra omnes di Thomas Hobbes, si deve riconoscere che la sicurezza è un diritto fondamentale di tutti e che le politiche che ragionevolmente le perseguono non sono affatto, come racconta il discorso politically correct dominante, il frutto di un mero istinto, di un atteggiamento isterico, antiliberale, autoritario. Sono invece lo strumento essenziale per ridare a tutti noi la necessaria fiducia nei pilastri dello Stato di diritto, che affida all'autorità pubblica il monopolio dell'uso legittimo della forza. Questo dovrebbero ricordarsi a sinistra, che minimizzano sempre la richiesta di sicurezza che viene dai cittadini. E infatti guardate cosa è emerso con questo sondaggio: legittima difesa più ampia, il 57% è favorevole. Da giorni lo diciamo forte e chiaro su Libero, gli italiani stanno con Mario Ruggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. L'ulteriore dimostrazione del sostegno al negoziante è data dal sondaggio condotto da U-Trend. Il 57% degli italiani cambierebbe la legge proprio per ampliare i casi in cui la difesa è considerata legittima. Più della metà degli italiani, il che significa un supporto trasversale da destra a sinistra. E prima della pausa, perché vedo sono già le 8:59, poi dobbiamo far sentire anche l'intervista già registrata, volevo infatti segnalarvi anche questo articolo inchiesta del Sole 24 Ore, legittima difesa, come sarebbe finito il caso Ruggero negli Stati Uniti. Cambia la legislazione tra vari stati, ma soprattutto nel Texas l'azione si sarebbe potuta concludere con il proscioglimento completo
senza nemmeno un rinvio a giudizio, a differenza degli altri stati in cui vige questa cosiddetta Castle Doctrine, per cui la legittima difesa è consentita, ammessa, riconosciuta finché appunto non c'è la fuga. Allora lo dicevamo Natalia, sono le 9, piccolo break, rientriamo così poi facciamo sentire anche l'intervista registrata, iniziamo i collegamenti. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Di nuovo a te la linea, ti comunico che abbiamo anche una chiamata. Facciamo sentire prima la chiamata, prego. Grazie Natalia. Buongiorno Pier Vittorio, sono Marco da Mantova. Ciao Marco, ben ritrovato. Grazie. Allora, sai qual è il problema della politica? È che ci sono 30 anni, 35 anni di distruzione. Quindi la politica oggi perché è debole? Perché da Tangentopoli in poi il politico è stato venduto alla plebaglia come corrotto seriale. Cioè tutti coloro che fanno politica sono dei corrotti, sono dei mafiosi, sono degli arrivisti, sono dei personalisti, eccetera. Da lì è partita la grande delegittimazione, e dalla quale poi sono nati i grillini, e l'errore più grosso che è stato fatto volontariamente dai grillini è quello di far togliere anche l'immunità ai parlamentari. Quindi il politico oggi, e tu lo sai meglio di me perché sei un giornalista, i politici oggi tante cose non le fanno perché sanno che possono essere indagati e distrutti dal punto di vista dell'immagine ma anche della carriera dalla magistratura. Basta che un qualsiasi magistrato una mattina si alzi e dica oggi devo colpire quello lì, e quello lì è morto politicamente. Politicamente magari finisce pure in carcere, e ne abbiamo tanti esempi sia a destra che a sinistra, perché a noi a destra sappiamo di Matteo Salvini, anche di Alemanno, ma anche a sinistra ci sono stati dei politici, mi sembra in Piemonte, o c'è un politico in particolare in Piemonte, un ex sindaco, un ex parlamentare che è stato distrutto politicamente. Quindi oggi la politica non si muove più di tanto perché sa che ha sempre la spada di Damocle della magistratura che magari proprio per una questione politica, cioè di appartenenza politica, si muove contro quel determinato politico. O riusciamo a ripristinare l'immunità parlamentare, o altrimenti la politica farà sempre finta di fare politica. Ti saluto, grazie. Grazie per questa riflessione, hai ragione, ma perciò l'abbiamo detto, no? Ti rispondo veramente con un flash, l'occasione persa del referendum, perché poi magari nel referendum sulla giustizia, perché con quell'alta corte disciplinare istituita, no, prevista, la riforma sarebbe cambiato qualcosa, e purtroppo è così. E poi soprattutto politici che propongono sicurezza, difesa dei confini, vengono presentati da questa opinione pubblica, magari dai media progressisti, come estremisti di destra. E Musk ha detto: io non ci sto a definirli dei pericolosi estremisti, no, di destra, politici che chiedono quello che fino a 10-15 anni fa era l'ovvio. E quello che lui ha detto alla giornalista dell'Economist che l'ha intervistata, prima di far sentire l'intervista, ecco, vi sottraggo questi ultimissimi secondi per richiamarvi, vedete, a pagina 15 del giornale di oggi, proprio un estratto di questa intervista: l'agenda di Musk per l'Occidente, il doji di ex Twitter, l'impegno sicurezza e migrazione Islam. Con oltre 240 milioni di follower, Elon è diventato il baluardo del mondo conservatore. È intervistato dall'Economist e spiega: estrema destra, io sostengo la gente normale. Mr. Tesla rivendica frontiere e città sicure e una spesa pubblica ragionevole, tutte istanze condivisibili, però a quanto pare fatte presentare come estremiste, e che quindi la sinistra non condivide. 9.04 Natalia, allora facciamo sentire l'intervista a Don Luigi Maria Picoco e poi noi rientriamo per sentire anche l'onorevole Cavandoli e Matteo De Sio. Allora oggi è con noi Don Luigi Picoco, grazie per essere qui con noi Don Luigi, siamo veramente onoratissimi di averla con noi. Grazie mille dell'invito. Grazie, ricordiamo appunto Don Luigi, presbitero, teologo, filosofo, scrittore, dal 2014 vero docente incaricato di filosofia presso la Pontificia Università Lateranense,
professore stabile anche all'Istituto Superiore di Scienze Religiose Fides e Ratio di L'Aquila, veramente una delle voci più ascoltate nel panorama culturale e spirituale italiano. E la maturità del 2026 Don Luigi ha proposto 3 tracce che riguardano temi comunque a lei molto cari, perché la fatica come luogo di crescita, la meraviglia, ecco, come sguardo originario sul mondo, sulla realtà, e i confini che sono anche e soprattutto uno spazio di incontro e quindi non di esclusione. E venendo proprio alla prima, una di queste tracce, quella sulla fatica come luogo di crescita, un testo tratto da Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, che è stato pubblicato proprio l'anno scorso per Mondadori. Ecco, è una traccia che parte poi da una frase molto forte, cioè: ho visto la parola fatica assumere un significato solo negativo e scomparire dal vocabolario quotidiano. Ecco, lei, Don Luigi, anche nella sua fatica di cominciare, ricorda che l'inizio di tutto, di ogni cosa, è sempre faticoso, ma proprio per questo è decisivo. Perché secondo lei oggi la fatica è percepita solo come un male da evitare, e come possiamo anche aiutare i giovani poi a riscoprirla come qualcosa di positivo, un luogo in cui si costruisce la libertà, la responsabilità e anche la gioia? Beh, viviamo in una società edonistica. L'edonismo in fondo è vivere confondendo la gioia con il piacere. Quando al centro della vita si mette il piacere, le due cose che negano il piacere in fondo sono la sofferenza e la fatica. Ma la sofferenza e la fatica sono invece degli alfabeti della nostra umanità. È proprio perché siamo umani che sperimentiamo a volte il dolore, è proprio perché siamo umani che sperimentiamo a volte la fatica. Quindi dobbiamo stare attenti, perché in una società come la nostra, in una cultura come la nostra, tutte le volte che incontriamo la sofferenza e la fatica, immediatamente le patologizziamo, cioè immaginiamo che siano delle cose negative, cioè gli abbiamo tolto quel tratto umano. Ma invece tutto ciò che conta comporta anche una fatica, tutto ciò che conta ha una porzione anche di sofferenza. Una cantautrice nostra contemporanea, no? Anzi qualcuno, qualche poeta anche dei nostri, in fondo ci ricorda che quello che noi amiamo ha sempre una porzione di qualcosa che noi dobbiamo imparare a perdere, cioè dobbiamo rischiare qualcosa, e quindi se noi non rischiamo attraverso quello che siamo disposti a vivere in termini di sofferenza o a vivere in termini di fatica, significa che noi non teniamo a qualcosa. Quindi dobbiamo tornare di nuovo a un'educazione che non demonizzi tutto questo, ma che li faccia di nuovo rientrare in quel percorso umano che è per ciascuno di noi. Esatto, e poi una seconda traccia, stavamo anticipando il tema, quello sulla meraviglia come appunto uno sguardo che salva, cioè questo testo tratto da Wenk Hussman funziona a meraviglia, e quindi questa traccia chiede dove sono le mie meraviglie, anche una domanda che tocca ovviamente il cuore della nostra epoca, perché spesso è distratta, veloce, incapace di stupirsi, e insomma nella natura si accende il nostro spirito contemplativo. Lei nelle sue catechesi sulla bellezza, anche nella meditazione sul Cantico delle Creature di San Francesco, ricorda che la meraviglia spesso è il primo passo, no, della fede, della filosofia. Come si può recuperare questo stupore proprio del bambino in un mondo che sembra averlo smarrito, perché poi alla fine la meraviglia non è un'evasione, ma invece un modo proprio più vero, autentico di abitare la realtà e di riconoscere il bene che ci circonda. Beh, anche in questo caso noi dobbiamo dire che viviamo immersi in una cultura che ama funzionare, in una cultura dove c'è efficientismo. Lì dove c'è funzione ed efficientismo, il centro di tutto è l'utile. La meraviglia non funziona attorno all'utile, ma funziona attorno al senso. Se noi continuiamo a immaginare l'essere umano semplicemente come una creatura che deve produrre, non c'è spazio per la meraviglia, perché la meraviglia invece fa parte delle cose inutili della vita, proprio perché sono le cose più importanti, perché riguardano il senso dell'esistenza. Quindi in un mondo che vuole funzionare, che vuole essere efficiente, non c'è spazio per guardare un tramonto, perché è una perdita di tempo, non c'è spazio per guardare la persona che ami, perché è una perdita di tempo, non c'è spazio per delle relazioni amicali, perché è una perdita di tempo. Il parametro è quello aziendale. Ma noi possiamo dire un essere umano che funziona è anche un essere umano felice? No. Soltanto la meraviglia ci dice che in fondo abbiamo cambiato lo sguardo, e soltanto la meraviglia ci dice che ci troviamo in una strada che forse ci può condurre a qualcosa che ci fa essere felici.
Non a caso viviamo in un mondo dove la depressione, la tristezza, l'angoscia e il vuoto sembrano predominare. Abbiamo una tecnologia avanzatissima, forse abbiamo anche qualche soldo in tasca in più, abbiamo una capacità di produrre senza eguali, però, come diceva un grande cardinale, il cardinal Biffi, siamo sazi e disperati. Esattamente, proprio così, sazi e disperati. E venendo poi invece sulla terza traccia che avevamo appunto in mente di commentare, Don Luigi, quello sui confini che sono luoghi di incontro. Questa traccia afferma proprio i confini contano, un brano che è tratto da un testo di Frank Furedi, appunto che si chiama I confini contano perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare le frontiere. Ecco, lei appunto a questo tema ha dedicato, no, ampio spazio, ha spiegato che i confini non devono essere visti come muri che separano, ma come luoghi porosi, spazi in cui poi alla fine l'identità si definisce, ma c'è anche la possibilità dell'incontro, l'incontro diventa possibile. Come possiamo educare anche i giovani a una visione dei confini che non sia appiattimento e in che modo poi la diversità, lungi da essere una minaccia, può diventare proprio un'opportunità preziosa per la crescita e proprio per lo scambio, ecco, di vedute. Beh, in realtà noi dobbiamo sempre rifugire gli eccessi. Ad esempio, quando secondo me, in una forma di propaganda che non aiuta nessuno, si parla di abolire il confine, si dice qualcosa di assolutamente sbagliato, perché il confine dice anche chi siamo. Se tu abolisci il confine, stai abolendo l'identità di qualcuno. Ma l'identità è l'unica occasione che noi abbiamo per poter incontrare l'altro. Solo se io sono me stesso posso incontrare te. E quindi il confine non ha per forza un'accezione negativa, specialmente quando mi definisce, quando mi ricorda chi sono. C'è l'eccesso opposto, cioè chiudersi nel confine, cioè immaginare che basta semplicemente avere una forte identità e per difendere questa forte identità noi rifiutiamo anche l'incontro. Ma a che cosa serve essere noi stessi se non siamo poi capaci di incontrare l'altro? Ecco perché io parlo del confine come un luogo poroso, è un luogo necessario, ma anche un luogo dove deve accadere l'incontro. Quindi queste, secondo me, due forme di ingenuità, abolire i confini e chiudersi nei confini, sono le due cose che noi dobbiamo rifugire e che in fondo sono due derive politiche, culturali a cui noi stiamo assistendo. Ecco, bisogna tornare di nuovo ad alzare il confine, ma per renderlo l'occasione di un incontro e non un muro dietro il quale poi ci nascondiamo per paura del prossimo. Ecco, e in conclusione, Don Luigi, che consigli si sente di rivolgere agli studenti impegnati durante questa maturità? Che ricordo conserva lei di questo esame? Non le nascondiamo che probabilmente tanti studenti la vorrebbero come docente, no, in questi esami, come professore. Questo non lo so, ma sono contento sicuramente perché è un tempo bellissimo quello della scuola, perché è il tempo in cui si costruisce il futuro, si sogna, si hanno le grandi speranze e quindi ecco, di non lasciarsi impressionare ecco, dalla fatica dell'esame e di non pensare che in fondo un esame ci definisce. L'esame fa parte anche della nostra vita, è un momento di verifica, ma anche un momento che dobbiamo ricordare con estrema gratitudine. C'è qualcuno che a distanza di anni continua a sognare il proprio esame di maturità, significa che è stato un evento traumatico. Io invece spero sempre che sia stato un luogo dove ricordando forse si fa qualche sorriso per qualche gaff, ma lo si ricorda sempre come qualcosa di estremamente bello. Quindi l'augurio è di vivere bene questo periodo perché nella memoria rimanga come qualcosa da benedire. Esatto, e che soprattutto possa anche indicare una rotta per il futuro, per avere una meta. Lei, infatti, Don Luigi diceva, la nostra forza è anche avere una meta, e poi citava proprio il poeta Rainer Maria Rilke in questo verso: nessun vento è favorevole per chi non sa dove andare, ma per noi che sappiamo dove andare anche la brezza sarà preziosa. Sì, assolutamente, perché in fondo quando noi impariamo a sognare, il sogno non è un'evasione dalla realtà, è darsi un orientamento e andare verso una direzione, perché da una parte non si può vivere senza avere delle aspettative, no? E ognuno di noi sogna qualcosa nella propria vita, ma allo stesso tempo non bisogna lasciarsi imprigionare dai propri sogni. Se malauguratamente quello che ci siamo immaginati non si realizza, non significa che il nostro sogno era sbagliato, ma che forse si sta realizzando in un modo per noi inedito e quindi dobbiamo lasciarci stupire a volte di come la realtà realizza forse in maniera migliore quello che noi avevamo immaginato in un altro modo.
Grazie Don Luigi, oggi si può dire che siamo stati a scuola da lei di maturità e veramente speriamo di riaverla presto. Grazie ancora, grazie. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Grazie mille Natalia. Allora ti chiedo subito se ci abbiano già raggiunto i nostri ospiti, quindi l'onorevole, la deputata leghista Laura Cavandoli e Matteo De Sio. Sì, sono connessi. Perfetto, allora grazie, ben ritrovati ad entrambi e grazie onorevole per essere qui con noi, sempre onoratissimi. Buongiorno Pier Vittorio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Mi scuso perché sono in treno, ma speriamo che la linea regga. No, si figuri, ci scusiamo noi perché abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo e ci scusiamo e ringraziamo anche Matteo De Sio. Matteo, ci senti? Buongiorno Pier, buongiorno al nostro ospite, vi sento con piacere, grazie. Grazie Matteo. Allora, onorevole, veniamo subito da lei perché dobbiamo commentare questo stop alle piscine con bocchettoni non a norma, questo anche stanziamento di un fondo di quasi 5 milioni proprio per garantire la messa in sicurezza. Abbiamo ricordato che negli ultimi 2 anni sono state ben 37 le morti, quindi grazie a un emendamento che ha voluto anche lei, che è stato poi bipartisan onorevole, presentato proprio in Commissione Cultura e aggiunto al decreto legge sport in esame in aula alla Camera, si prevede proprio che debbano essere chiuse tutte queste piscine con bocchettoni di aspirazione fuori norma. Insomma, un passo avanti anche perché purtroppo abbiamo registrato tanti casi di cronaca, per esempio la tragedia che era avvenuta alle porte di Roma, un bimbo di 5 anni era morto mentre faceva il bagno in una piscina comunale a Monterotondo, e potremo andare avanti perché la notizia di questa Alice Ferrari di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione ai bagni di Segesta di Sestri Levante, e quindi una risposta per fortuna bipartisan di tutti i gruppi parlamentari. Sì, diciamo che proprio queste tragedie che si sono verificate nelle piscine non a norma, con bocchettoni già adesso non conformi alle attuali normative, ecco, vasche idromassaggio, tutto quello che sono appunto degli spazi d'acqua, degli impianti che non servono solo per nuotare, ma che sono pubblici o aperti al pubblico, hanno purtroppo registrato una serie di tragedie. Non solo in questi giorni, ahimè. Io avevo recentemente parlato con la mamma di Sofia, una bimba che è morta 6 anni fa in Versilia di Parma, proprio perché nella vasca idromassaggio i capelli sono rimasti impigliati di questo bocchettone che aveva un vortice interno e non è riuscita a liberarsi. Quindi una bambina di una tragedia pazzesca che è stata replicata a Sestri Levante, lo hai citato tu Pier Vittorio pochi giorni fa. Proprio per quello abbiamo ragionato su come poter fare qualcosa di immediato, qualcosa che già diventasse legge ad agosto. Sono partita con una proposta che ho dovuto rivisitare, che era quella della cuffia obbligatoria proprio per i ragazzi sotto i 16 anni, perché questo vortice che travolge i capelli coinvolge, ahimè, circa 2 o 3 bambine, soprattutto credo Natalia che sì. Da parte del governo, e abbiamo individuato questa norma che va proprio sul bocchettone e impone una sanzione veramente molto determinata, che è la chiusura dell'impianto se i bocchettoni non sono a norma, controlli che possono fare tutte le autorità competenti, dal comune all'ASL ai vigili del fuoco. In questo modo vogliamo salvare vite, ma lo vogliamo fare nonostante le polemiche che sono arrivate nell'aula, però sono riuscita, devo dire, con grande fatica a convincere tutti. E quindi ringrazio anche il ministro Giorgetti che ha trovato i fondi in 10 ore, devo dire, per adeguare le piscine comunali, perché la piscina è bella, lo sport fa bene, ma deve essere fatto in sicurezza. Assolutamente sì, tutto in sicurezza, e torniamo ad occuparci di sicurezza, vero Matteo, per tutto quello poi che è successo a Bologna con la manifestazione violenta convocata proprio da Lepore. Matteo, ci senti? Credo lo richiamo subito.
Sì, abbiamo perso un attimo Matteo, ma invece onorevole, io volevo chiederle, ecco, ci senti Matteo? Forse Sì, sì, ecco, buongiorno. dicevamo la sicurezza, la messa in sicurezza delle piscine, Matteo, ma l'altro grande tema, la sicurezza in generale, anche e soprattutto a Bologna, perché poi alla fine la manifestazione convocata da Lepore ha causato tutta questa devastazione e anche Piantedosi poi è intervenuto sul tema. Esatto, parliamo di una situazione veramente incresciosa con un sindaco e con le istituzioni a sinistra che purtroppo ogni volta mettono sempre il dubbio sull'operato della politica, anche quando gente che mette la propria incolumità proprio al beneficio nostro ha eseguito poi tutte le procedure correttamente, come anche la consegna dei filmati, delle bodycam. Parliamo tra l'altro di una sinistra che quando si tratta del gioielliere italiano Roggero sono tutori del diritto e molto attenti alla legittima difesa, molto attenti ai termini utilizzati, e quando si tratta invece di Fakir, quindi di un immigrato, non si fanno problemi a supportare la parola vendetta e anzi attacchi poi contro altri organi dello Stato. Ecco, onorevole, che ne pensa? Alla fine Lepore non ha fatto una bella figura, tanti poi hanno chiesto le dimissioni. Ma sì, anche noi della Lega l'abbiamo chiesto con tanta determinazione e ci tengo anche a stigmatizzare il comportamento dei suoi colleghi nella Rossa Emilia, che gli hanno dimostrato solidarietà e hanno sottoscritto, secondo loro chiaramente, la conformità del suo operato. In realtà per indire una manifestazione sarebbero 3 giorni di preavviso, quindi se io, privato cittadino, devo indire una manifestazione, devo dare alla pubblica sicurezza, quindi alla questura, il preavviso 3 giorni prima, e la questura può dirmi comunque di non farlo perché è pericoloso. Ecco, lui ha deciso di farlo nel giro di 10 ore, 12 ore, senza dare avviso alla questura, che si è trovata però a essere, diciamo, aggredita, perché questa gente, questi delinquenti, questi centri sociali che a Bologna rispondono al PD e si sono mostrati nella loro, posso dire, sovversività, hanno partecipato con una violenza, con un attacco diretto allo Stato. Sotto la prefettura, contro la polizia, hanno bruciato le auto dei residenti, ma anche della polizia, anche del comune di Bologna. Quello che è stato fatto a Bologna sia solo responsabilità del sindaco Lepore, perché doveva assolutamente prevedere e prevenire questi disordini, perché credo che lo Stato debba essere rispettato da tutti, ma soprattutto le regole. E non è che per i PD non bastano, quindi manteniamo il rispetto delle regole per tutti e soprattutto la sicurezza delle città. Esatto, sicurezza che evidentemente non è così a cuore, no, per la sinistra. Ma invece in questi ultimi minuti che ci rimangono, onorevole, avevamo anticipato il tema a proposito di regole, le regole per le carte d'identità, quelle proprio cartacee, non elettroniche, perché ci conferma, facciamo chiarezza sul tema, è stato pubblicato il decreto legge che ridefinisce i termini di validità e quindi non scadranno più in blocco il 3 agosto prossimo, vero? Allora, per i rapporti pubblici e privati anteriori al 3 agosto sono ancora valide le carte cartacee. Poi è prorogata la validità per chi ha fatto la richiesta della carta elettronica finché non la riceve, perché si riceve la carta, si va a ritirare, insomma, quindi finché non ha la carta elettronica vale la carta cartacea. Quindi l'invito che faccio io è andare a rinnovare la carta d'identità con una carta elettronica che dentro di sé, ci tengo a dirlo Pier Vittorio, perché è stato un grande lavoro che abbiamo fatto noi della Lega in questi anni in Parlamento con la digitalizzazione della pubblica amministrazione, con la carta d'identità elettronica che si è abbinata all'ACEID ha un valore come quello dello SPID, quindi è gratuito ma funziona anche a livello europeo. Questo ci tengo a ricordarlo perché è stata una scelta che abbiamo mandato avanti quando ancora il nostro collega Massimiliano Capitanio era in Parlamento, ora è in agito, e devo dire che è una spinta verso la modernizzazione della pubblica amministrazione. Però
proprio perché c'erano tante scadenze e non era così facile in questi giorni prendere appuntamento. Sì, Natalia, credo che abbiamo perso un attimo in linea, la linea telefonica proprio con l'onorevole Cavanno. L'onorevole ci sente? Credo che sia caduto il collegamento, ma allora Natalia, chiedo a te la conferma a questo punto. Vedo che sono le 9:25, noi intanto ringraziamo, salutiamo l'onorevole Cavandoli, vediamo se forse è tornata in linea. Eccoci, sì, ci diceva appunto di questa, della carta elettronica, del vantaggio che ne consegue. Prego. Si può utilizzare come lo SPID, per intenderci, per tutti i servizi digitali delle pubbliche amministrazioni ed è valida anche per i servizi delle pubbliche amministrazioni di tutti i paesi europei. Quindi è qualcosa di più dello SPID e quindi vi invito a andare a rinnovarla, ma soprattutto a utilizzarla secondo quell'applicazione che si chiama CEID, che è veramente un'identità digitale molto, molto importante e utilissima. E allora grazie onorevole per questo invito, ovviamente a dotarsi il prima possibile, quindi a fare richieste, andare poi a ritirarla di questa elettronica. Grazie per il collegamento, per la disponibilità. Lei era pure in viaggio, in movimento, sempre in azione, come insomma la Lega, quindi grazie di cuore, speriamo di riaverla presto. Grazie a voi, buon weekend. Grazie onorevole, grazie a te Matteo, grazie Natalia. Noi ovviamente ci ritroveremo, poi dicevamo prossimi appuntamenti della Lega, ovviamente la festa nazionale della Lega Emilia Romagna, no? Prossimo weekend a Milano Marittima e poi tutto che si prepara per il 19 e 20 settembre per Pontida, insomma una Lega che si rilancia, che si rinnova, che cresce, che si rafforza, come diceva Bobo Maroni, la Lega è immortale. Allora grazie ancora Matteo, grazie a te Natalia, grazie a tutti voi, buona continuazione qui su Radio Libertà. Avete ascoltato la rassegna